Tu Somalia. Il silenzio. Il silenzio. No, allora, questo l'abbiamo no, Riprendono anche loro dopo la pioggia del weekend. Adesso c'è l'opportunità di fare punti. Amici di Sportisti Liceo da Salvo Geraci, benvenuti al comunale di Villarosa, provincia di Enna. Villarosa San Fratello, il recupero della 10ª giornata del girone B di promozione siciliana. Campo impraticabile sabato scorso, la situazione adesso è decisamente migliorata per le due squadre che sono al primo anno nella storia in promozione. Villarosa che con una vittoria potrebbe rientrare in zona playoff, San Fratello chiamato al riscatto dopo aver affrontato consecutivamente le prime due in classifica. Prima della pausa servono i gol però le due formazioni. Villarosa in completo rosso, maglia rossa e pantaloncini neri con il 3-4-2-1 di Mario Folisi. Pesce in porta, in difesa da destra verso sinistra Di Maria, Lombardo e Ferrara, centrocampo Mardi, Bangurà, Camarà e Allegra. Sulla tre quarti ci sono Cimino e Vicari, alle spalle di Zongo Tinga. Risponde il San Fratello in maglia nero-verde, pantaloncini neri con il 4-2-3-1 di Salvatore Bongiovanni. Di Martino in porta, Ugrotte, Drago, Regina e Monastra in difesa, Galati e Rai a centrocampo, Samo Di Vitale e Pratico alle spalle di Marcos Vergara. L'arbitro è Giovanni Chiapara di Palermo, assistito da Alessandro Cottone, anche lui della sezione di Palermo. Il secondo assistente è Federico Principato della sezione di Agrigento. Quasi tutto pronto per far cominciare questo Villarosa San Fratello. 3 novità di formazione per parte, con il Villarosa che schiera Di Maria in difesa, tornato titolare dopo 2 partite di campionato. Sulla fascia di destra gioca Mardi, in attacco l'unica punta la fa Gustavo Zangotin. L'anno scorso tanti gol tra campionato e Coppa Sicilia al Branciforti in prima categoria, mentre il San Fratello schiera Monastra a sinistra. A centrocampo c'è Osamarai, mentre sulla fascia di destra c'è il debutto da titolare per Usama Samodi. Questa è la vera novità per quanto riguarda la squadra di Bongiovanni. Intanto tutti comodi perché il match è iniziato da una ventina di secondi. Si preannuncia una sfida molto equilibrata tra queste due squadre. Pallone in profondità, a cercare subito Salvatore Pratico. È stato fischiato un fuorigioco. Villarosa che quindi riparte con il calcio di punizione. Questa partita si doveva giocare sabato, ma nel campo di Villarosa si è allagato tutto. Sappiamo benissimo che i campi in terra battuta subiscono questi problemi in caso di forti piogge. Ciò che è successo nella giornata di sabato qui nella provincia di Enna, e ciò ha provocato il rinvio. Tante sono state le partite che hanno subito questi disagi, diverse se ne recuperano oggi nell'intero panorama dilettantistico siciliano, altre invece sono state spostate nei prossimi mercoledì, per esempio il 7 e il 14 dicembre. C'è stato tra l'altro anche un rinvio per nebbia, sempre nella provincia di Enna, per Gusa, nella sfida di prima categoria tra Sant'Anna Enna e Real Suttano. Mentre per quanto riguarda il resto dei match, prevalentemente per pioggia, insomma, è questo qui il periodo in cui bisogna far fronte ai problemi legati al meteo. Entrambe le squadre si studiano come da previsione, e le Villarosa a gestire questo pallone. Ultima gara, il pareggio 3-3 in casa della Pro Falcone, ma in quel caso
si giocava a Santa Lucia del Mela, campo neutro. Villarosa era sotto per 3-0. Il recupero nel confronto degli avversari, nel recupero, attenzione, Zogottinga si scontra con Di Martino, fischia l'arbitro, uscita dalla propria area di rigore di Davide Di Martino. I pochi presenti sotto la tribuna dello stadio chiedono il cartellino rosso per l'intervento fuori area del portiere del San Fratello. L'arbitro sta aspettando Di Martino. Eccolo qui, il cartellino rosso per Di Martino. San Fratello in 10 al quarto minuto. Svolta della partita sin da subito con il cartellino rosso per Davide Di Martino, e occhio perché il San Fratello, così come il Villarosa, non ha il portiere di riserva. A questo punto un giocatore di movimento dovrà andare in porta. Ciò che non si voleva augurare Bongiovanni. Ovviamente c'è il rischio anche per Folisi, però subire una cosa del genere al quarto minuto è veramente, veramente pesante. E adesso vediamo un po' come si va a indirizzare questa partita. Ovviamente si deve fare il cambio, si deve decidere il giocatore da far uscire nel San Fratello. Vediamo chi va in porta soprattutto, e sembra andare Daniele Drago, il vice capitano dei messinesi, che si deve cambiare giustamente la maglia da gara. Una sfida enorme per lui, classe 87, tra i più esperti di questo gruppo. Dunque va a parare Drago al posto di Di Martino, che è stato espulso. E comunque calcio di punizione per il Villarosa, siamo al limite dell'area. C'è in zona Cimino, l'arbitro parla con la panchina del San Fratello. Villarosa che a questo punto ha il vantaggio della superiorità numerica, San Fratello in 10. E punizione Villarosa con 3 giocatori in barriera. Leandro Cimino alla battuta. Parte Cimino sopra la barriera, anche sopra la traversa. Bel pallone, non è sceso abbastanza per l'esterno del Villarosa. Classe 96, arrivato l'anno scorso dopo la prima parte di stagione, sempre in promozione all'Atletico Nissa. Tanta esperienza, però anche in eccellenza. Ex Akragas, Leandro Cimino. C'è il rinvio da parte di Daniele Drago, professione difensore, oggi in porta. Pallone alzato in profondità, lo va a cercare Vergara, supera così
Ferrara il pallone in mezzo, leva via Bangura in calcio d'angolo. Molto buona la giocata di Marcos Vergara a superare un altro Marco senza la S, Ferrara, il capitano della Villarosa. Calcio d'angolo San Fratello, battuta morbida in mezzo, colpo di testa che va a finire sul fondo. C'è un'altra opportunità dalla bandierina con la battuta affidata a Santiago Ditali. Ecco la proposta sul primo palo, poi ci pensa Bangura a spazzare, non la prende Zogontiga, si va dietro con Regina che spazza verso la fascia ma non può prenderla. Santiago Ditali, rimessa laterale per il Villarosa. Ferrara non riesce a passarla, una volta stoppata di petto. E allora la rimessa affidata a Osama Rai, pallone lungo a cercare Vergara, colpo di testa anche di Allegra. Bangura, nessun controllo, poi un pallone in verticale, può correre Samudi, lui che è altissimo, la presa, cerca di crossare ma si trova davanti Ferrara. Rimane avanti il San Fratello. La battuta corta, la giocata provata da Rai, titolare dopo 4 partite. Il marocchino classe 2003 conquista il calcio d'angolo. Si resta sempre in quella zona di campo. Ancora Ditali. Pallone sul fondo direttamente. Sospiro di sollievo un po' per il Villarosa. Camara. Cimino se la cava in qualche modo. Allora può salire Mardi. Nuova rimessa. Cimino si gira dall'altro lato per arrivare dalle parti di Allegra che sale un po'. Allegra insiste nella corsa, poi si trova davanti alla pressione di Rai. La rimessa laterale, pallone che torna da Allegra ma prontamente viene messo fuori. Gioco fermo con Rai che aveva risentito del colpo, seguito lo scontro con Allegra. Ancora Allegra, stavolta va il cross non molto diretto in area. Bangura al limite, Zongotinga cade, poi la conclusione da fuori provata da Mardi. Insiste Allegra, insiste il Villarosa, cross basso, deviazione, Zongotinga spalla alla porta. Pallone per Bangura, il palo alla rete, il palo no, in realtà va a segnare Cimino ma è fuori gioco. Sembrava dentro il pallone di Bangura, lento, ha colpito il palo, poi l'altro palo, Cimino ha ribadito in rete ma in posizione irregolare. Situazione clamorosa.
sembrava insaccarsi sotto l'incrocio quel pallone veramente lento calciato da Abdou Bangura. In realtà ha colpito il palo, l'altro legno, per fortuna del San Fratello. Cimino si è trovato in fuorigioco. Il rinvio di Drago, altro fallo da contare in questa partita, stavolta commesso da Bangura. Dunque calcio di punizione per il San Fratello. Varegina, colpo di testa da parte di Di Maria, pallone fuori. San Fratello che invece nell'ultima partita ha perso sulla neutro di Sant'Agata di Militello contro l'Aspra, secondo in classifica. Qui la squadra di Bongiovanni conquista un calcio di punizione dal limite. Posizione interessante, più o meno quella di Cimino dopo l'espulsione di Di Martino. Viene chiamato Di Tale la battuta. Lo sistema Regina questo pallone. Barriera a 4 con Di Tale che potrebbe calciare con il sinistro. Invece va Regina lì in zona con Galati che ha centrato la barriera. Svirgola, Camarà concede il calcio d'angolo al San Fratello che rimane nella metà campo avversaria. Battuto corto questo calcio d'angolo, Galati cerca di superare Bangura, il cross respinto dal classe 2001 del Villarosa. Nuovo calcio d'angolo. Un po' di movimento in area. Ecco la proposta, colpo di testa di Ferrara. Di Tale allarga da Pratico. Ancora Pratico arriva in zona allegra. Presenza fissa del San Fratello. Ancora non è tutto ok per l'arbitro. Ora si può andare, pallone in mezzo, 3 a saltare. Rimessa laterale. Concessa a Monastra. Batte lungo, sponda, arriva Vergara dal limite, tiro respinto. C'è un altro calcio d'angolo. Va avanti così il San Fratello.
Va il solito Ditale. Va Ditale, alto, dietro, pratico, aspetta il rimbalzo, poi liscia nel proporre in area, poi cade dopo il contrasto con Camara. Calcio di punizione per il San Fratello. L'aveva aspettata tanto Salvatore Praticò. Baditale tutta troppo su Bangura. Vitale va indietro per prenderla. Zongotinga. Vicari ci pensa lui a portarla avanti, a girarla. Poi il pallone viene calciato in avanti da Gianluca Galati. Il controllo da parte di Pesce. Ferrara. Allegra. Arriva Sammo di impressione. Camara. Ancora Vicari. La presenza di Tale dà fastidio. Bangura. Camara. Non c'è la verticalizzazione. Spazio in avanti. Pratico per la corsa da parte di Vergara che si scontra con Pesce. Il pallone entra in porta. C'è il gol del San Fratello con Marcos Vergara che si è fatto male, rimane giù, ma ha portato con tanto sacrificio in vantaggio il San Fratello. Il quarto gol in campionato, il secondo consecutivo dopo la rovesciata stupenda contro l'Aspra. San Fratello avanti dopo il pressing asfissiante degli ultimi minuti. No, ma ci sta per la maschera. Soccorsi per Marcos Vergara. Che si rialza adesso. Villarosa ha chiamato al riscatto. Intanto Drago, da difensore dalla propria porta oggi, è andato a dare il giusto supporto alla squadra. Cambia dunque il risultato al comunale di Villarosa. Fuori previsione questo vantaggio dei messinesi. Con il gol di Vergara. Regina. In 10 con il difensore in porta, il San Fratello si è portato in vantaggio, ma ancora è lunghissima, anche perché ce ne sono soltanto 3 in panchina. Sale Ferrara, lancio lungo a cercare Ersilio Allegra. Sì, 2005, molto giovane, il terzino sinistro del Villarosa. La fascia l'anno scorso era coperta da Mardi, questa stagione da Allegra. Poi Mardi è passato a destra, oggi in panchina e Caba, che non è partito titolare. Anche lo dico, sta riposando un po' insieme a Bagi. Punizione per il Villarosa. Il pallone in realtà viene concesso dall'arbitro Lombardo. Di Maria poi
Bangu, si va sveglio! dall'altro lato con Bangura. Cambia il gioco, nessun aggancio da parte di Mardi, anche lui classe 2005. Prolungamento, colpo di testa, c'è la corsa di Vergara, adesso Pratico, gli sta addosso Mardi, poi il passaggio che funziona in verticale in qualche modo, Monastra, Vitale, arriva Bangura, si libera anche della pressione di Camara, ancora Vergara, Galati, il passaggio per Monastra, cross al limite, alza Samudi, cerca di liberare il Villarosa, poi è regolare secondo l'arbitro il passaggio di Galati. Monastra continua a girare il pallone del San Fratello, che già prima del vantaggio sta acquisendo fiducia. Grande la scivolata qui a difendere da parte del solito Marcos Vergara. Dicevamo gol bellissimo contro l'Aspra, ha avuto il tempo di coordinarsi, una rovesciata ha calciato anche forte, gol che però ai fini del risultato non è servito a un granché, perché San Fratello era già sotto di 3 gol. Oggi il quarto in campionato, lui che proviene dall'Argentina, così come Di Mise, che oggi non c'è, e Santiago Ditale, entrambi i titolari oggi, Vitale e Vergara, arrivati a stagione in corso, assieme appunto a Di Mise. Bangura, sempre basso, Cimino dal limite riceve, calcia, ma subisce fallo. Altra punizione per il Villarosa. Posizione più centrale rispetto alla punizione precedente. C'è Lombardo a sistemare il pallone. Grande muraglia nero-verde in barriera. Da notare Samudi, che con la sua altezza contribuisce abbastanza nel tentativo di respingere la proposta di Lombardo. C'è soltanto lui la battuta, andrà a calciare. Parte Lombardo forte proprio su Samudi. Allegra, Bangura, Samudi, poi non va addosso all'avversario, il giocatore del San Fratello. Contrasto da parte di Vergara. Allegra, non arriva Vicari, il pallone ritorna ad Allegra tra le linee, lo fa passare e spazza tutto Regina, pallone che finisce sopra la tribuna dello stadio. Va Allegra
dietro da Simone Lombardo. Di Maria, Bangura, serve Camara più libero, pallone girato a Lombardo, Villarosa che sale, Lombardo poi non trova Bangura, colpo di testa di Di Maria, il possesso è di nuovo per il San Fratello, fa calciare Rai, Camara di testa, pallone messo giù, va a prendere Galati all'indietro, riesce Bangura, l'attacco di Usama Samodi, Bangura poi se la cava a servire Di Maria, pallone allargato dalle parti di Mardi, non trovato Zongotinga, intanto Drago giustamente non è un portiere, deve preservarla il più possibile. Ottimo l'aggancio di Lombardo, Camara, Bangura in fascia, Cecimino libero di muoversi inizialmente, adesso scatta in fascia, il cross in mezzo troppo lungo per Zongotinga che va a rincorrere il pallone, ma c'è Samodi, ultimo tocco e del giocatore della Villarosa. Colpo di testa di Vergara, Bangura, morbida, Camara al limite di testa, va a rispondere Regina, ancora Bangura, dietro da Camara, Zongotinga sempre spalla alla porta, la protegge con il petto, l'alzata di Cimino, serie di palleggi, spazza tutto Galati, Di Maria, schiacciare di testa, presenza fissa del Villarosa, adesso Bangura troppo lunga per Mardi, la presa da parte di Drago che poi se la prende con i guanti. Vergara di testa, la rimessa è per il Villarosa. Vicari, sua la doppietta, l'ultima gara giocata qui al Comunale contro l'Aspra, che ha deciso quel match a prova di forza, tra l'altro senza concedere granché ai propri avversari, che adesso si trovano secondi in classifica nel girone, tra le squadre più forti del campionato, insieme al Geraci, anche al Gioiosa come esperienza della rosa, però anche lo stesso Gioiosa al momento non si trova lassù, a testimonianza del fatto che può succedere di tutto. Mardi, un po' di spazio per avanzare, si deve fermare però. C'è il lancio in profondità, Zongotinga di testa, la presa di Drago. Non molta forza nel tentativo di Zongotinga. Drago forte, ma per Mardi sale Lombardo, Luca Vicari,
Continua il proprio giro palla il Villarosa con il San Fratello tutto dietro la linea di metà campo. Passaggio lungo la fascia, allora sale la squadra di Bongiovanni. Pratico, trova Vergara che aveva quasi campo aperto. L'aggancio è stato quasi buono per poi avanzare. Lombardo sale il palo al piede, Vicari, limite, si accentra, calcia quasi a giro, trova il viso di Regina che mette tutto in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Villarosa. C'è anche Vergara a dare una mano in fase difensiva. La battuta che parte adesso da parte di Mardi. Stava andando a prendere Cimino, poi leva via Rai. Pallone per Vicari, posizione regolare secondo l'arbitro. Vicari quasi a giro, ma è presente Drago. Il tentativo di metterla sotto l'incrocio da parte di Luca Vicari, uno dei volti nuovi del Villarosa di questa stagione. Che classe 96, arrivato dalla prima categoria, dal Sant'Anna Enna, la stagione a ridosso della zona playoff, passato la scalata sempre dalla prima categoria ma fino all'eccellenza con la maglia dell'Enna. Zongotinga, Bangura, Camara, limite, calcia Camara! Quasi da fermo il pareggio del Villarosa con Ibrahima Camara, 1-1. Ben piazzato questo tiro da parte di Camara. Il Villarosa la rimette in equilibrio come all'inizio. Primo gol in campionato per Camara. Adesso vedremo la reazione del San Fratello. Qui il fallo da parte dello stesso Camara su Ditale. Dai, calma. Dalla carica ai suoi anche Drago direttamente dalla porta, che ha subito il suo primo gol da portiere. Pallone lunghissimo, colpo di testa di Marti, Camara, Cimino lo gira da Bangura, evita così Galati. Cimino, pallone in profondità a cercare Vicari, in una posizione dubbia, qui no, Vergara che aggancia contro 3 avversari, ancora Vergara, si accentra, calcia Vergara, respinge Lombardo, poi non c'è più nessuno ad attaccare dall'altro lato. Finisce giù Mardi, ma il Villarosa continua a correre con Abdou Bangura. Ancora Bangura, serve Cimino. Pallone dall'altro lato, stava arrivando ad Allegra. Esce palla al piede Samudi che conquista il calcio di punizione. Anche lui molto giovane, Usama Samudi,
al gruppo di quei giocatori che sono arrivati a stagione in corso. Questa è la sua terza presenza in campionato. Ha fatto panchina contro l'Aspra, entrato a partita in corso alla sesta e all'ottava giornata, rispettivamente contro Gioiosa e Geraci. Oggi schierato da Bongiovanni dal primo minuto. Problema per Youssef Mardi. Tutto a posto. La punizione affidata alla battuta di Ugrotte. Ha cercato di allontanare Lombardo, ma si è ritrovato il proprio avversario davanti. Zongotinga sponda, Allegra può salire tra le linee anche in questo caso. Zongotinga largo, sale anche Vicari, lato corto Vicari, il tiro deviato, pallone che arriva in aria, levato prontamente dalla difesa del San Fratello. Ferrara finta su Vergara, Ferrara allarga, Cimino la gestione, il sombrero provato da Cimino con il pallone che finisce fuori. Il rinvio di Drago, che non è neanche male. Vicari avanza lui, ancora Vicari, limite dell'area. Cimino verso il centro, ancora Cimino con il sinistro, calcia forte, tiro subito ribattuto. Camara ripropone ma riprende il possesso del San Fratello. Vergara cerca di allargare, trova Martì, l'intervento di Galati, va a riproporre Di Maria, ma buttando il pallone fuori. Cinque minuti e sarà recupero per questo primo tempo. 1-1, il vantaggio al 20° di Vergara, il pareggio del Villarosa al 35° con Camara. Di Maria in verticale va a trovare però gli avversari. Una Monastra che ha fatto ripartire l'azione. Praticò il lancio profondo, corrono in due, Lombardo dietro da Pesce. Vuole chiudere in attacco questo primo tempo il Villarosa. Squadra che ancora non ha approfittato dell'inferiorità numerica del San Fratello e del fatto che in porta ci sia un giocatore di movimento. La gara resta comunque equilibrata. Svirgola Di Maria, occhio a Samodi, si cerca dal lungo di testa, poi finisce giù, voleva conquistare la punizione. Usama Samodi va a prendere Allegra. Bravi ragazzi, dai! Camara
Vicari sponda, Cimino evita Samudi, ancora Cimino non supera Regina, poi il tiro da fuori di Bangura, super gol di Abdu Bangura, il gol del Villarosa che rimonta il San Fratello. Due gol dalla distanza, prima Camara, adesso Bangura è stato più lontano rispetto al compagno della classe 2001 che porta avanti il Villarosa con una magia dalla distanza. È servita quella presenza in area avversaria entro la fine del primo tempo che ha portato al gol con Bangura. Villarosa dunque in vantaggio, San Fratello che è costretto a soffrire in 10 uomini. Saltiamo! Vicari forse trova il braccio di Samudi, tutto ok, Vergara gira in fascia nella speranza di trovare Praticò che a sua volta ha davanti Mardi, la presa di Filippo Pesce. Villarosa che in porta ha avuto un po' di problemini all'inizio di questa stagione, ha iniziato a parlare amico, poi si è infortunato, è stato preso dal vecchio ormai Calcarelli Conticelli. Adesso Parapesce, Lombardo, regolarissimo il suo intervento in scivolata, ha bloccato il pallone, perfetto qui. Un intervento rocciosissimo di Simone Lombardo. Dentro il tempo di recupero, Ferrara allarga da Allegra, cross basso, sì, ma sugli avversari. Ugrotte, altra scivolata, stavolta con la terra anche protagonista da parte di Vicari, che poi va a dire qualcosa a Ugrotte. Colpo di testa di Lombardo, Cimino lancia in profondità Vicari, il pallone viene preso da Drago. Il rinvio lunghissimo di Drago. Bangura, Vicari, non lo ferma Galati, ancora Vicari, pallone di ritorno per lui, evita anche Regina. Vicari calcia anche lui da fuori, pallone alto, il Villarosa forse ha capito che deve calciare da fuori. Pallone che scorre verso Praticò, posizione regolare, va a sfidare Mardi, lo supera Praticò, cross basso dietro, lo prende questo pallone Lombardo. Bangura, Cimino, spazio per avanzare, non va avanti. L'ex Sacragas finisce il primo tempo 2-1 per il Villarosa sul San Fratello. Al gol di Vergara ha risposto Camara prima e Bangura poi, entrambi i gol
dalla distanza a beffare un drago portiere. Ha preso lui il posto di Martino tra i pali, perché il portiere del San Fratello, quello vero, tra virgolette, è stato espulso al quarto minuto. Intanto il San Fratello forse richiede minuti in più di recupero, date le diverse interruzioni che ci sono state. È proprio Drago a parlare con Chiappara di Palermo. Entrambe le squadre ritornano negli spogliatoi. Noi ci risentiamo tra una decina di minuti per la ripresa di Villarosa San Fratello, una gara equilibrata. San Fratello nella prima fase è restato nella metà campo avversaria, soprattutto a guadagnare calci d'angolo e varie occasioni. Poi il Villarosa è uscito fuori con il gol dalla distanza da parte di Camara e Bangura. Ci risentiamo dopo per il secondo tempo della sfida. Partita ad alta intensità e ad alta tensione, quella dello Stadio Fiorilli di Casteldaccia tra i padroni di casa di mister Marco Mineo e la Don Carlo Misilmeri di mister Salvatore Outro, che arriva da un momento di forma straordinario, ma si prepara anche ad un ciclo intenso di partite tra campionato e Coppa Italia. Inizia la partita con subito la formazione guidata da mister Outro che attacca alla ricerca del gol del vantaggio. Passano una decina di secondi e su questa palla recuperata da Luigi Mendola si crea subito il primo pericolo con la palla che arriva nel cuore dell'area di rigore, dove Matera si gira, calcia in maniera debole ma anche imprecisa. Di Paola qui riesce a gestire nel migliore dei modi la situazione. Al quarto d'ora cerca l'uscita ma non la trova il Misilmere. Allora la conclusione di Lapi, strozzata col sinistro, si perde fuori. Primo acuto da parte degli uomini di mister Mineo, che qui sono costretti a difendersi con questa palla calciata lontano verso Secan, che si autolancia di testa, prova a fermarlo senza successo prestigiato, ma ci vuole l'uscita da parte di Paola per fermare tutto. Poi Concialdi non riesce a innescare Matera. Un minuto e mezzo dopo ci prova la squadra di casa con Lapi, che riesce a sgusciare via, salta Colombatti, cerca la conclusione e trova il grande intervento da parte di Simone Marino. Quell'azione prosegue, c'è il tentativo di conquista del calcio di rigore da parte di Monti. Al 23esimo ci riprova la Don Carlo con Lonigro che scucchiaia, Matera che fa sponda per Concialdi, il quale cerca di incrociare, ce l'ha respinta, ma la palla rimane lì e ci vuole ancora l'uscita di Di Paola ad evitare i guai per i padroni di casa. 35esimo, Concialdi sterza sul destro, mette questo pallone lento al centro, prova a intervenire Matera, poi la volée di Mendola che per poco non trova il tapin di Caracappa, giudicato comunque in posizione di fuorigioco. Passano una quarantina di secondi. Colombatti, Concialdi, Secan, tutto al volo, tutto di prima. Non perfetta la conclusione però di Mario Secan, che non riesce a impattare bene col pallone. Veniamo alla fine del primo tempo, calcio di punizione. L'ex Totò accetta. Alla battuta si muove con i tempi giusti Fabrizio Monti, che anticipa anche l'uscita di Marino, e alla fine del primo tempo è in vantaggio la squadra di casa con il gol, l'ennesimo di Fabrizio Monti. Veniamo all'inizio del secondo tempo con la Don Carlo che cerca di uscire. Qui Mendola lancia in profondità per la corsa di Seca, nel quale brucia gli avversari. Poi arriva Presti Giacomo con questa entrata che il direttore di gara giudica regolare. Episodio da Moviola che poi lascia spazio però alla cronaca. Concialdi la mette al centro su calcio di punizione, sponda aerea di Matera che diventa un tiro facile per l'uscita di Di Paola. Poi al 68esimo calcio di punizione lo tenta e ne è entrato Fruci. Buona traiettoria, ma Marino l'aspetta lì e blocca senza alcun problema. Prosegue l'attacco della Don Carlo proprio sul rinvio del portiere. Prova a liberarsi il non entrato Lucera, che poi riesce a scambiare molto bene con Matera. La conclusione è inspiccata. Monforte è bravissimo a negare il gol probabilmente a Lucera, che poi sul cross trova l'uscita di Paola. 73esimo, insiste la Don Carlo con Pellegrino che mette al centro questo bel pallone, il colpo di testa, poi con Cialdi con questa strana girata che favorisce Sino, il colpo di testa a Palombella.
e palla che sorvola la traversa. Poi Sino lascerà spazio allo Gerfo per l'assalto finale della Don Carlo che qui attacca sulla destra con Fricano e il suo cross è proprio per lo Gerfo che di testa non inquadra lo specchio della porta. Poi nel finale assalto da parte della Don Carlo che rischia di essere stroncato al 95esimo dall'espulsione per Fricano, il quale secondo il guardalinea ha colpito Megna, ma sulla punizione che era stata fischiata in precedenza va alla battuta Piero Goncialdi, grande mucchio in area, il folletto biancorosso mette al centro il pallone, sbuca Gabriel Colombatti, minuto 96, ancora una volta un centrale a pareggiare, dopo Giuliano contro Enna, ci pensa l'argentino a togliere le castagne dal fuoco per la Don Carlo Misilmeri che pareggia e dunque evita la sconfitta su un campo difficilissimo come quello di Casteldaccia. Di lì a poco il direttore di gara fischierà la fine della partita, tutta la tensione si scioglierà negli abbracci e nei saluti tra avversari a fine partita. Il match si conclude sull'1-1. Torna a casa il Lascari Cefalù, lo fa allo stadio Santa Barbara in una partita molto importante contro il Città di Casteldaccio, una partita che non va fallita per la squadra guidata da mister Zappavigna, il quale vede subito la sua squadra partire forte al quinto minuto. C'è una palla gol gigante per Sferruzza che salta il portiere ma non riesce a depositarla nella porta vuota. Un minuto dopo il Città di Casteldaccia ci prova con questa azione insistita al limite dell'area di rigore, poi c'è la conclusione che si perde di poco fuori da parte di Gnoffo. 11esimo, ci prova su calcio di punizione la squadra giallorossa con Dario Ribaudo che la fa girare ma non inquadra la porta e veniamo al minuto 23. Calcio di punizione per gli ospiti, Giglio la mette in mezzo, la palla spiova nell'area di rigore, viene allontanata solo temporaneamente, poi la rimette in gioco Petruzzelli, ancora una respinta, poi il tiro di voltaggio ribattuto e allora arriva con il gol dell'1-0 Ciancimino, il quale sblocca la partita e poi si lascia andare ad una corsa a perdifiato verso la panchina diretta da mister Grimaudo. Qui altra palla gol importante con voltaggio un paio di minuti dopo, ma veniamo al 45esimo, rimessa lunga battuta dal Città di Casteldaccia, la palla arriva al limite dell'area di rigore, ribattuto il tiro, poi c'è il tentativo ancora una volta con la palla che si insacca Antonino Catanzaro, la rete del 2-0 proprio sul finire del primo tempo, doccia gelata per un Lascari Cefalù che non riuscirà a reagire fino alla fine del primo tempo. Su questa palla buttata in avanti dalle parti di fiducia si conclude la prima frazione di gioco allo stadio Santa Barbara di Cefalù. Passiamo alla ripresa con all'11esimo una palla messa in mezzo, c'è un colpo di testa, poi la sfera che arriva a Zangara, il quale colpisce il palo, poi tenta di buttarsi nello spazio Sferruzza, viene messo giù. Il direttore di gara però non concede il calcio di rigore nonostante le proteste, ma passano 3 minuti. Calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, arriva la smanacciata da parte di Macaluso sui piedi di Zangara che accorcia le distanze. C'è ancora mezz'ora per le speranze del Lascari Cefalù di riagguantare il risultato positivo al ritorno a casa, ma al minuto 70 su una sbavatura clamorosa da parte della difesa viene messo giù Giglio, la palla arriva poi al tentativo di Catanzaro che viene interrotto per il fuorigioco, ma l'arbitro concede il vantaggio e allora dà il calcio di rigore al Casteldaccia con il tentativo dai 11 metri di Gnoffo, il quale si fa ipnotizzare da Fiducia, il quale poi arriva per primo sul tap-in e nega l'1-3 al Città di Casteldaccia, tiene in vita i suoi. Veniamo allora al 90esimo con Sferruzza che si lancia nello spazio, si presenta al tu per tu con Macaluso, il quale respinge, la palla arriva al tentativo finale che viene salvato sulla linea di Mocciaro al 90esimo e si spengono qui le speranze del Lascari Cefalù che perde in casa contro il Città di Casteldaccia. Un'altra buona gara, abbiamo iniziato bene, siamo stati bravi e fortunati a fare gol subito, abbiamo chiuso la partita sul 3-0 al primo tempo e dopo è stato tutto più facile, li abbiamo aspettati e siamo riusciti a chiuderla ancora più ampiamente. Contro una buona squadra alla fine e non era facile, anche se è stato un risultato largo. Solitamente nelle ultime partite abbiamo faticato un po', vedi domenica con il Camat abbiamo un po' sofferto, è stata sì, come hai detto tu, una vittoria di gruppo.
ma già dal riscaldamento si vedeva che eravamo molto concentrati. Ho trovato il gol, sono molto contento e come hai detto tu, vittoria di gruppo, oggi secondo me c'è stata poca storia. Grande vittoria, sì. Oggi penso sia andato tutto bene. Personalmente sono contento perché l'anno scorso calciavo il rigore, quest'anno li calcio, facevo più gol l'anno scorso. Però oggi mi sono tolto un grande peso, avevo voglia anche se faccio il difensore. E poi volevo dire una cosa, volevo dedicare il gol alla mia famiglia, specialmente a mio padre perché purtroppo lo vedo poco per via del lavoro e oggi per me è stata un'emozione enorme. Serve umiltà, non ci dobbiamo cullare sui risultati, sul vantaggio che abbiamo, anche perché da domenica c'è un test importante col Casteldaccia che è in netta ripresa, che oggi ha vinto all'Ascari 2-1, quindi sempre umiltà, lavorare sodo come ogni settimana e poi i risultati vengono da sé secondo me, quindi umiltà è la parola principale per noi. Secondo tempo di Villarosa San Fratello 2-1 con il liscio da parte di Martì, la conquista del pallone da parte di Pratico, pallone dietro per il tiro alto di Vitale. Si apre così una ripresa in cui vede il San Fratello avanti anche nel punteggio al 20° con Vergara. All'occasione ci fu uno scontro con il portiere avversario Pesce. Anche in questo caso il duello si ripropone con Vergara
che ha riconsegnato il pallone al portiere avversario. Il rinvio sbagliato del Villarosa, poi la rimonta firmata Camara e Bangura. 2 tiri dalla distanza, occhio però perché il San Fratello è in 10 per l'espulsione di Martino, il portiere, al 4° minuto. Sta parando il difensore Daniele Drago, quindi nessun intervento dalla panchina, con 3 riserve, ovvero Pitarresi, Marino e Fiore. Dunque San Fratello che ha dovuto rimodulare il proprio schieramento in campo. San Fratello che vuole riscattarsi sia in generale perché fatica molto in trasferta, eppure prima del vantaggio di Vergara è stato presente nella metà campo avversaria. Poi Villarosa è venuto fuori, ma resta comunque una gara abbastanza equilibrata. Calcia Cimino, largo. C'è stata però una deviazione e quindi calcio d'angolo per gli ennesi. Villarosa in maglia rossa, 3-4-2-1 per Mario Folisi. Pesce in porta, Di Maria, Lombardo e Ferrara in difesa, Mardì, Bangura, Camarà e Allegra a centrocampo, Cimino e Vicari, dietro l'unica punta Zongotinga. Pallone calciato dietro, Ferrara, Cimino, calcia a sinistro potente, in 2 tempi Drago che sta proteggendo i pali del San Fratello. In difesa assieme a lui c'erano Ugrotte, Regina e Monastra. Centrocampo a 2 con Galati e Rai. Sulla 3/4 Samudi a destra, Praticò a sinistra, Vitale dietro l'unica punta Vergara. Oggi al 4° gol in campionato. Soltanto lui va a segno nel San Fratello da 5 partite. Secondo gol di fila dopo quello segnato all'Aspra in rovesciata. Prima dei suoi gol ci sono stati i 2 di Delfio Calabrese, che però ha lasciato il San Fratello dopo tanti anni di permanenza in neroverde. Poi alla seconda giornata il primo gol della storia del San Fratello in promozione l'ha segnato Alessandro. Pallone dietro, c'è il tiro potente ma alto di Facundo Grotte. Stavolta nessuna deviazione, pallone sul fondo. Ci provano entrambe le squadre in questa apertura di ripresa. Questo è il recupero della 10ª giornata di campionato che si è svolta tutta nello scorso weekend. Questa partita si doveva giocare sabato, ma per la pioggia si è allagato il campo. Gara spostata nella giornata di oggi. Cimino dalla distanza, esce di poco, non ci ha creduto inizialmente Drago, poi ha visto il pallone che non è andato lontano dalla sua porta. Altra opportunità per Leandro Cimino, che invece decise con una doppietta la sfida interna contro il Mistretta. Fu di fatto la prima vittoria nel campionato di promozione del Villarosa nella storia. Fu la 3ª giornata. Zongotinga calcia lui, potente su Ugrotte, ancora Bangura, si ferma e serve Camara. Zongotinga, Cimino, un po' di spazio per andare avanti, poi è chiuso, allora si affida a Camara. Villarosa che non ha tantissimo movimento da quella zona di campo. Cimino fermato, regolarmente si insiste. Allegra per Camara. Bangura scambia con Vicari, poi si rifà tutto da capo. Bangura
tunnel su Ditale, si va avanti, Vicari, largo il cross da parte di Mardi, dall'altro lato verso Zongotinga, troppo lungo. Azione insistita del Villarosa che si è conclusa sul fondo. Il rilancio affidato a Daniele Drago. Galati, morbida, allunga la gamba, Camara efficace il suo intervento, ma recupera tutto il San Fratello, avanza Vergara, si allarga Praticò, non riceve perché arriva in questo modo Lombardo. Grande partita la sua fino a questo momento. Ancora Lombardo. Bangura a sfidare gli avversari. Zongotinga cerca di sistemarsela sul destro, ma si incarta un po' con il pallone anche per il campo in terra battuta. Camara, Mardi, pressione di Santiago Ditale, il cross e c'è il calcio d'angolo. È entrato bene il Villarosa in questo secondo tempo, meno il San Fratello che cerca di ripartire in contropiede. Il pallone in mezzo, di spalle Ferrara, si ritorna in fascia da Mardi, cross basso, la prende Samudi, Praticò, evita Mardi, passaggio in mezzo al campo e nuovo possesso per la squadra di Mario Folisi. Cimino, ancora Cimino, cross in mezzo sul secondo palo, troppo lungo per Vicari che si era inserito in avanti rispetto a Zongotinga che è rimasto sulla tre quarti. Mardi, Bangura, pallone per Mardi, calcia Mardi, pallone sorvola la traversa, riceve comunque gli applausi il terzino classe 2005. Un Villarosa più sistemato dopo aver trovato i gol della rimonta. Ovviamente ancora non è finita. Ferrara a consegnarla agli avversari. Ditale, soprattutto prima Bangura, poi Camara, si va larghi, Samudi, cross sulla tre quarti, pallone preso da Galati che calcia largo. Ci ha provato Gianluca Galati. Oggi spostato a centrocampo perché di solito gioca sulla fascia destra in difesa. Tornato a San Fratello dopo la parentesi al Gioiosa. Lui che è nativo di San Fratello, vestì questa maglia 2 anni fa in prima categoria con lo stop immediato dei campionati. Proprio Bongiovanni lo ha richiesto in estate, lui è tornato. Debuttò in eccellenza con la maglia del Sant'Agata, ex anche di Mazzarà, Rocca di Caprileone, anche in promozione. Pesce esce, scusando la rima, contro Praticò.
e rinvia. Samudi, Allegra risponde, pallone poi va nella zona di Rai. E punizione conquistata. C'è un cambio pronto per il Villarosa. Esce Camara, autore del gol dell'1-1. Al suo posto entra Laudani. Primo cambio dunque della partita con l'ingresso di Angelo Laudani. Non giocava dalla quarta giornata, dalla trasferta di Gliaca di Piraino contro il Gioiosa, partita vinta all'ultimo. Dietro Josef! Ugrote verso Samudi di testa, pallone uscito. Samudi aveva trovato subito la risposta di Allegra al suo colpo. Nel frattempo Folisi sta preparando un altro cambio. Riscaldamento invece per la panchina del San Fratello. Avanza Ditale, largo Vergara, supera così Laudani, cross in mezzo, risponde Ferrara di testa, Samudi, il colpo con la mano di Allegra, braccio largo, calcio di punizione dal limite dell'area. Si chiede probabilmente il cartellino al difensore del Villarosa. Punizione importante per la squadra di Bongiovanni. Siamo al limite, tra l'altro le linee del campo non sono molto visibili. Come sempre Ditale con il sinistro, Regalati con il destro. Quest'ultimo lascerà al 99% la battuta all'Argentina. Infatti è così, parte Ditale basso sulla barriera, pallone spazzato subito dal Villarosa. Bangura lo mantiene, poi riesce a servire Mardi, lancio lungo, corre Zongotinga entra in area, se la allunga ancora Zongotinga, protegge il tiro, risponde con il piede Drago, è ancora viva Vicari, non c'è nulla secondo l'arbitro. Occasione per Gustavo Zongotinga. Si rialza Vicari, che era rimasto giù durante l'azione. Si può riprendere con il possesso per il San Fratello, ma c'è il cambio, entra Rapé, esce Allegra. Altra mossa di Folisi, quella che stava preparando poco fa. Rapé che è un trequartista. Prenderà probabilmente la posizione di Camara, mentre Laudani
in difesa. Cimino, eccolo Rapé. C'era stata l'opzione doppio passo finta, poi non ha calcolato bene la corsa del pallone. Lombardo, sale Laudani, lancio profondo sempre per Zongotinga. Interviene Vicari, pallone adesso di Mardi, ancora Vicari, si ferma, potrebbe servire Cimino largo, eccolo Cimino a puntare gli avversari. Si torna indietro per il Villarosa, praticamente padrone di questo secondo tempo. Zongotinga subito attaccato, non legge bene la situazione Laudani. Vergara, Samudi, l'appoggio senza successo, però l'avanzata lungo la corsia con Galati che si era proposto. Arbitro che concede una punizione ai messinesi. La battuta è tutta di Tale. Uno solo in barriera. Va di Tale in mezzo, cerca il prolungamento. Galati, il colpo di testa sulla traversa di Ugrote. Si insiste, sinistro respinto. Chance grossa per il San Fratello, la traversa di Ugrote. Laudani, ci pensa Regina, verso Samudi, la va a toccare Vicari. È stato commesso fallo però. Traversa di Ugrote. Galati ancora con le mani tra i capelli. Stessa cosa per Facundo Ugrote. Tanto nella Villarosa è pronto a entrare Moricaba. Un abbraccio quasi con Bangura e Vergara. Calcio di punizione. Si chiama l'arbitro per il cambio. E infatti esce Vicari tra gli applausi. Al suo posto Capa. Vai Mori! Vai Mori! Largo a destra, Capa. Parte Lombardo, batte forte. Verso Mardi contro Samudi. Tocco di Samudi, poi spazza definitivamente Rai. Mardi alla rimessa laterale, Rapé dietro per Mardi, cross basso, la prende Ugrote che manda tutto fuori.
Zongotinga sempre a perdere quasi l'equilibrio dal momento in cui conquista il pallone. Però la forza fisica è una delle caratteristiche che lo contraddistinguono. Ancora Zongotinga, c'è l'opzione tiro al volo, invece preferisce allargare. Kaba in fuorigioco. Beccato in fuorigioco il guineano. Corse 2000, ex Nissa. Rapé, buono lo stop a seguire Bangura, chiede di nuovo il pallone Rapé, allora sale, poi trova Kaba in ritardo che continua a lottare, spazza fuori il San Fratello con Monastra. Vuole marcature a uomo Drago dalla porta. Zongotinga sponda verso Bangura un po' corta. Vitale si inserisce Vergara tra le linee, lancio lungo proprio per Marcos Vergara, se la deve vedere però con Lombardo che protegge con il fisico. Kaba si incarta anche lui con il pallone. Vitale, pratico largo da Galati, è abbastanza libero Vitale che chiede il passaggio in profondità, cross troppo su Pesce. Si prende tutto il tempo disponibile, anche rischiando un pelo con l'arrivo di Samudi. Regina di testa. Kaba. Bangura. Pallone largo per Mardi. Pallone di Zongotinga. Rapé. Calcia il palo di Rapé. Vicinissimo al gol. Vicinissimo al 3-1 il Villarosa. Arrivano i primi cambi anche in casa San Fratello. Pronto ad entrare Fiore. Esce Monastra. Entra anche Pitarresi al posto di Samudi. Tutto sommato buona la prova di Usama Samudi da titolare. Anche in fase difensiva, data la sua altezza, ha respinto un pallone in barriera. Il Villarosa però continua a gestire il pallone. Bangura. Laudani. Si va da Di Maria, lancio lungo verso Zongotinga. Servizio per Kaba. Pallone per Rapé in area. Ancora Rapé. Servizio non perfetto. Di Maria. Bangura calcia nuovamente da fuori. Rispetto al gol che ha segnato, tutta un'altra cosa.
Villarosa che sta facendo questo secondo tempo, anche se non è da dimenticare la traversa colpita da Ugrote. Zongotinga poi protegge Rai, pallone vivo, Zongotinga per Rapé, aggira l'avversario, Rapé largo verso Cava, trova il varco per servirlo, passaggio dietro verso Bangura, intervento nero-verde a coprire. Laudani gira, Mardi calcia da fuori, bel tiro ma impreciso. Eccolo qui, il nuovo entrato Pitarresi. Pallone calciato fuori. Bangura, pressato da Vergara che recupera il possesso. Pallone troppo alto per Fiore. Ancora a pensarci Lombardo. Nuova risposta. Nuovamente Fiore. Aveva seguito il movimento, praticò. E poi va a battere questa rimessa. Pitarresi. Ugrote nuovamente largo, praticò. È libero per crossare, il pallone però viene ribattuto da Di Maria in zona. Ancora praticò, finta di cross, ce l'ha sul destro, con il pallone in mezzo, colpo di testa, pallone che capita a Fiore in fuorigioco. Opportunità San Fratello. Ma in posizione irregolare Davide Fiore, uno dei pochi confermati di questo gruppo rispetto alla scorsa stagione di prima categoria, classe 99. È arrivato anche lui dal Gioiosa l'anno scorso, squadra con cui aveva iniziato il campionato di promozione della scorsa stagione. Ex Mussomeli, Acquedolcese, Acquedolci, Pro Orlandina in prima categoria. Intanto Zongotinga per Caba che si è inserito. Caba troppo in diagonale, impreciso, quasi davanti la porta nel trovare il secondo palo. Per Caba questa era un'occasione da sfruttare meglio, perché lo scambio con Zongotinga ha funzionato. Il San Fratello potrebbe effettuare ancora un cambio con Marino, mentre in casa Villarosa si prepara il quarto. Battuta la rimessa, subito dopo il fischio. Esce Ferrara che deve consegnare la fascia da capitano. Il nuovo capitano diventa Di Maria. È uscito Ferrara al suo posto, è entrato Lodico.
Capa. Ultimo quarto d'ora. Pallone in mezzo, Regina, tocca Laudani, insiste Regina, Fiore, sponda, pallone verso la sponda di Vergara, finisce giù però Lombardo. C'è il cartellino giallo per Luciano Regina. Primo ammonito della partita. Si tratta del capitano del San Fratello, Luciano Regina, classe 80. Aveva firmato con il San Fratello nel 2020, ma scelse il ritorno al Rocca Acquedolcese per il mancato ripescaggio dei Sanfratellani in promozione. Ripescaggio che poi è arrivato quest'estate. Fiore, largo da Galati, pallone che è uscito sul filo della linea del fallo laterale. Fiore spazza Mardi, Ugrotte contro Zongotinga, cerca il tacco in qualche modo Mardi, il pallone però finisce in possesso del San Fratello, ancora una volta in fuorigioco. Ci sta provando Fiore a dare una scossa all'attacco messinese. Vergara, corre Fiore, davanti Pesce, prova il tocco morbido, pallone che finisce sul fondo. Occasione sprecata da Fiore. Ha visto un po' Pesce fuori dai pali, ci ha voluto provare. Cambio nel Villarosa, l'ultimo del pomeriggio. Esce Cimino, che non si è fatto vedere nell'ultima fase di partita. Al suo posto Di Blasi. E questa qui è una mossa decisamente difensiva. Vai Vincenzo! San Fratello che si lamenta dei tempi dell'arbitro, che giustamente deve segnare i cambi. Tutto comunque verrà recuperato nel finale. Lo dico, alza troppo, infatti arriva dalle parti di Regina. Laudani, ancora Regina a rispondere. Fiore, l'appoggio per far salire i suoi. Galati troppo su Lombardo e allora Bangura. Lo dico, supera uno, poi va a conquistare il calcio di punizione. Giù assieme a Marcos Vergara. Mardi
Si muove Rapé, la protezione di Rai e la munizione per Mardi. Con la punizione concessa al San Fratello. Ancora Mardi ad avanzare, palla al piede, allarga verso Zongotinga, pallone sul sinistro, Zongotinga non calcia. Era in buona posizione per poter sparare davanti Drago. Ancora Di Maria, ancora il Villarosa che vuole il terzo gol per chiuderla. Caba sale in fascia, cross basso di Caba, libera l'area il San Fratello. Il pallone è spazzato da Ugrotte per la rimessa laterale. Caba ancora lui. Zongotinga viene incontro verso l'esterno. Ancora Zongotinga. Regina non lo supera. E poi va ad aiutare l'avversario nel rialzarsi da terra. Rimessa laterale. Caba, Zongotinga, colpo di testa, non a prolungare, Rapé verso Bangura, colpo di testa di Galati, ancora Bangura, Caba, un passaggio per Rapé che forse non se lo aspettava. Rapé si aspettava probabilmente da parte di Caba il cross in mezzo, ancora Rapé, è tutta sua, la rimessa però è del San Fratello. Piccolino Paolo Rapé, di statura, ma pronto ad insediarsi, a sgusciare sulla tre quarti in mezzo agli avversari. Fiore, le tocco fuori di Mardi. Fiore di testa con Di Blasi che commette fallo. Punizione San Fratello che ha ancora poco più di 6 minuti con il recupero. Punizione già battuta, Pesce ad anticipare, praticò. Colto di sorpresa il Villarosa. Rimessa laterale. Battuta lunga di testa Lombardo. Prova a liberare l'area Mardi. E finisce per commettere fallo. Occhio che è ammonito. Il terzino del Villarosa. Attenzione perché vola qualche mano. Sempre con Mardi protagonista. Assieme a Rai. La punizione per il San Fratello che vorrebbe pareggiarla. Parte la battuta oltre la traversa. Forse l'ha anche toccata leggermente.
Alzata di Blasi, Cava trova però Pitarresi, allora riparte il San Fratello, praticò in profondità verso Vergara, esce Pesce con il pallonetto in porta da parte di Vergara, il pareggio del San Fratello con Marcos Vergara, morbido verso la porta avversaria, 2-2. È arrivato anche Drago dalla porta e la prima doppietta stagionale per l'argentino. Il pari all'87esimo del San Fratello. A questo punto finale intenso al comunale di Villarosa. Bangura gira, lo dico. Lancio lungo di Lombardo, colpo di testa, Vergara. Tanto Pratico è scattato in fascia, subisce fallo Vergara. La partita si accende in questo finale. Rimane giù l'attaccante del San Fratello che poco fa ha trovato la doppietta. Classe 94, può fare la prima punta, può fare l'ala. In Argentina esperienze semiprofessionistiche, così come di Tale e di Mise che oggi non c'è. Punizione battuta da Ugrote, potente Pesce. Di testa Zongotinga, la prende però di Tale in profondità verso Praticò, Pesce risponde, Vergara poi tenta la conclusione da fuori. Nel frattempo Praticò è a terra, San Fratello chiede di interrompere il gioco, il Villarosa va avanti, Cava verso Zongotinga, viene incontro e riceve ancora Zongotinga, area di rigore, il tiro di Rappe, ha cercato l'angolino, è uscita di poco anche questa. Azione che si è conclusa ma Praticò è rimasto giù. Villarosa un passo dal 3-2 per contrattaccare alla doppietta di Vergara. Villarosa che chiede la deviazione avversaria sul tiro di Rapé. Per il calcio d'angolo è stato così secondo l'arbitro. Entrambe le squadre ci vogliono credere. Un pareggio che per il San Fratello sarebbe oro, data l'inferiorità numerica dal quarto minuto per l'espulsione del portiere. Fiore sul sinistro, passa dietro il cross di Galati, in mezzo esce il portiere del Villarosa, Filippo Pesce. Il colpo di testa di Regina, il fallo laterale. Dentro il tempo di recupero. Bangura, arriva Vergara. Di nuovo Bangura, Rapé. Bangura, un po' pressato, cade a terra senza fallo Vergara. Non ci sono tante opzioni, poi la caduta di Santiago Di Tale, punizione conquistata dai neroverdi.
La battuta di Facundo Ugrotte verso Fiore, corre, il pallone è troppo lungo per lui. Si riparte da Pesce, occhio alla gestione del pallone in difesa per il Villarosa. Cava in mezzo al campo, la prende Vergara, il passaggio di Ditale subito respinto, proposta in profondità, il pallone che è finito fuori. La battuta giù Vergara, sale Ditale, pallone largo, Pratico, doppio passo e mette fuori Di Blasi. Entrambe le panchine in tensione a bordo campo, ma anche i presenti qui allo stadio. Calcio d'angolo per il San Fratello, c'è Ditale, battuta sul primo palo, pallone svirgolato, colpo di testa di Pratico, di testa colpisce anche Laudani, Mardi, esce Galati, il tocco di Ditale, scivolata regolare, invece no, c'è il fallo. Secondo l'arbitro, occhio perché si accendono gli animi tra Fiore e Lombardo. Voleranno un po' di cartellini. Occhio alla rissa, c'è un cartellino rosso che l'arbitro ha estratto dalla tasca. Richiamato Fiore. Lo dico a parlare con Rai. Ci sono due sistemazioni da confermare. La prima è risolta con Rai e Mardi, mentre ancora l'arbitro cerca di richiamare Fiore. Anche Lombardo, espulso Fiore ed espulso anche Lombardo. Villarosa in 10, San Fratello in 9. Finale accesissimo. Intanto Regina cerca di parlare con l'arbitro. Espulsi dunque Fiore, da una parte Lombardo, due giocatori che l'hanno fatta la propria partita, soprattutto Lombardo che rispetto a Fiore è partito dal primo minuto, forse il migliore in casa Villarosa. Fiore ha cercato di dare il suo contributo dalla panchina, un'occasione veramente grande ha avuto, alzando troppo quel pallone morbido che ha calciato. Intanto si continua a giocare perché c'è questa punizione battuta dal Villarosa. Di Maria, sale la squadra di Folisi, Zongotinga leva via Galati, lo dico, pallone basso, ancora Galati e ancora lo dico, stavolta con la finta, pallone sul destro, c'è il passaggio verso Rapema, spazza tutto Pratico, pallone che viene rincorso da Vergara che è praticamente solo in quella zona di campo. (96esimo), puro recupero, Villarosa la vuole vincere all'ultimo, lancio profondo, arriva Mardi, scontro con Rai, c'è fallo in attacco del giocatore del Villarosa.
Siamo proprio all'ingresso dell'area di rigore. Panchina del San Fratello che vorrebbe il fischio finale. Si andrà al rinvio lungo con Ugrotte. Tanto tempo perso all'interno del periodo da recuperare l'aggancio, ma c'è il triplice fischio. Eccolo qui, è ufficiale. 2-2 tra Villarosa e San Fratello, un punto per parte, con le due squadre che salgono di poco in classifica. C'è un altro rosso, stavolta per Mattia Folisi, dice allenatore del Villarosa, lui che era tornato dalla squalifica proprio oggi. Proteste verso l'arbitro per probabilmente dire qualcosa riguardo al recupero che non è stato abbastanza, riguardo il pensiero del Villarosa, per tentare l'assalto sempre di più. A parlare c'è anche Pesce verso l'arbitro. È entrato anche un carabiniere ad allontanare Mattia Folisi, che cerca ancora spiegazioni nei confronti dell'arbitro. Intanto all'ingresso degli spogliatoi c'è stata una discussione accesa con due carabinieri che stanno adocchiando la situazione. Insomma, una partita che nella finale è stata molto accesa, con l'assalto alla fine inaspettato del Villarosa, perché ha chiuso il primo tempo in vantaggio. Poi c'è stato il gol a 3 minuti dal 90° da parte di Marcos Vergara a segnare la sua prima doppietta in stagione. Terzo gol nelle ultime 2, perché aveva segnato anche all'Aspra prima della sosta. Il primo gol al 20°, il pareggio di Camarà al 35°, il 2-1 di Bangura al 43°, il gol del Villarosa entrambi dalla distanza, il pareggio appunto di Vergara all'87°. San Fratello che però è rimasto in 10 per quasi tutta la partita. L'espulsione al 4° minuto del portiere Davide Di Martino per un'uscita fuori area. Ha parato il difensore Daniele Drago. Il Villarosa non ha approfittato di questo fattore, del fatto che aveva come avversario tra i pali un giocatore di movimento del San Fratello. È finita in parità dunque questa sfida, questo recupero della 10ª giornata. Villarosa che così resta al 7° posto, aggancia il Città di Casteldaccia a 12 punti. San Fratello che invece supera la Pro Falcone dal 10° posto, sale al 9° con il Gioiosa 8° a 11. Prossime sfide, il Villarosa cercherà di portare la vittoria a casa giocando a Castel di Luccio contro la Castelluccese. Calcio d'inizio domenica alle ore 14:30. Questa qui un'altra sfida salvezza di questo girone B di promozione siciliana, mentre il San Fratello ospiterà la Pro Falcone per un derby tutto messinese. Anche in questo caso il calcio d'inizio è domenica alle ore 14:30. È tutto dal comunale di Villarosa, 2-2 tra Villarosa e San Fratello. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.